Cari telespettatori, siamo con Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL del Veneto, perché ci sarà lo sciopero generale 12 dicembre. E allora perché? Scioperiamo per modificare una legge di bilancio sbagliata, ingiusta, che non dà risposte alle persone che rappresentiamo, alle lavoratrici e lavoratori, alle pensionate e pensionati. Non dà risposte a partire da quello che serve di più, che sono i redditi. E su questo chiediamo e facciamo sciopero per sostenere i rinnovi dei contratti collettivi nazionali, ma anche per un fisco giusto, equo e che dia le risorse a chi le deve dare. Qual è la cosa più eclatante per i lavoratori e anche per i pensionati che è intollerabile per voi? È intollerabile il fatto che in questi ultimi anni, per il meccanismo dell'inflazione, pensionati e lavoratori abbiano pagato 25 miliardi in più. Di fatto, anche se ci sono stati degli aumenti, non hanno visto un beneficio sul netto. Questo è il meccanismo del drenaggio fiscale che chiediamo di bloccare e chiediamo di restituire queste risorse nei servizi che servono alle persone. È possibile bloccarlo? Ci sono speranze? Beh, noi facciamo questo sciopero proprio per questo meccanismo, tra virgolette, automatico, che invece deve essere rivisto proprio per portare il beneficio che uno ha un aumento in busta paga piuttosto che nella pensione, lo deve vedere anche nel netto. Ci sono altre cose che non vi vanno? Chiediamo maggiori finanziamenti per il welfare pubblico universale a partire dalla sanità, ma anche all'istruzione e tutto quello che serve alle persone, gli asili nido piuttosto che le rette delle case di riposo. E poi chiediamo delle politiche industriali vere. Abbiamo un arretramento da 33 mesi di seguito della produzione industriale. Servono degli interventi perché abbiamo molte crisi aziendali, abbiamo settori in difficoltà, devono esserci delle risorse per indirizzare, anche pubbliche, per indirizzare lo sviluppo perché il lavoro sia sicuro, quindi sul tema della salute e sicurezza, ma ci siano anche proprio degli investimenti in settori produttivi che stanno invece soffrendo e che vedono un arretramento anche nella nostra regione. La sanità è un altro aspetto importante. La sanità è fondamentale, vediamo sempre più persone che sono costrette a pagare per curarsi, ma solo chi può lo fa. Quindi da questo punto di vista deve esserci un investimento vero perché si riducano le liste d'attesa, ci sia davvero un servizio sanitario nazionale universale per tutti, cioè il pubblico. Per i pensionati sciopereranno anche loro? Sì, saranno con noi in piazza, numerosi come sempre ci sono, a sostegno delle richieste, ma anche perché si vede ancora una volta aumentare l'età pensionabile. Questo è un meccanismo sbagliato. Ci avevano promesso che avrebbero cancellato la legge Fornero, invece di fatto aumenteranno l'età sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità. Ci sarà un'avvertenza quindi? Quindi la nostra è proprio un'avvertenza sindacale, lo sciopero a sostegno di questa avvertenza con proposte molto precise e che deve vedere appunto lo sciopero come strumento per poter portare a casa questi risultati. Invitiamo lavoratrici e lavoratori, pensionati e pensionati in piazza con noi. Il 12 dicembre. Grazie segretaria, grazie a voi di averci seguito e a presto.